Questa sera davvero è l'emozione più grande quella di aver visto i nostri viticoltori, i viticoltori storici di questa denominazione, essere qui con i loro sindaci e poter dare a loro un grande riconoscimento. Questa è stata sicuramente una serata per noi importantissima, rievocare questa storia anche attraverso Francesca Cavallin, ma rievocare tutta questa capacità di essere riusciti a lavorare su queste colline, da aver lavorato con passione, con tradizione per arrivare oggi al riconoscimento UNESCO. Quindi su questo abbiamo voluto veramente dare l'accento più grande, perché se lo meritano. Intanto, se siamo patrimonio dell'umanità, lo dobbiamo proprio a coloro che hanno saputo inventare questa destinazione a queste colline piene di rovi, perché uno le basi del riconoscimento del patrimonio dell'umanità sono i ciglioni, quindi i terrazzamenti erbosi fatti dai contadini per piantarsi vigneti, sono il mosaico agrario, cioè l'alto frazionamento fondiario, anche qui gli agricoltori, perché non abbiamo mega aziende, ma l'azienda agricola media nella DOCG è 1,13 ettari di superficie, e poi il terzo aspetto, che non dipende dagli agricoltori, la formazione glaciale, ovvero tutto quello che il ritiro di ghiacciai ha lasciato, che ha lasciato questo paesaggio che è unico, sembra quasi il Borneo, no? Sembra qualcosa che è unico, e tanto è vero che è patrimonio dell'umanità. E lui nel vino ci crede più di tutti, così tanto da riuscire a convincere i contadini del posto che la coltivazione della vita sia la scelta migliore per queste terre. Ma lui vuole un po' di più. Sono io grata intanto a Elvira Bortolomiol che mi ha voluta per questo evento, e ero emozionata, anche onorata di poter ripercorrere questa storia bellissima, e mi ricordo che quando leggevo, preparando questo monologo, soprattutto le frasi di descrizione dei veneti mi hanno particolarmente toccato, perché è come ripercorrere una strada che conosci e puoi fare ad occhi chiusi, no? Perché conosci l'anima delle persone, sai veramente ciò di cui stai parlando, e questo è un valore per me straordinario come artista, ma soprattutto come persona. È ritornare ai valori e soprattutto alle caratteristiche più belle di questa gente. Anche il Prosecco dovrà affrontare le sfide della nostra epoca, e la più difficile è quella dei mutamenti climatici, che significa pericoli. Pensiamo alla tempesta Vaia, pensiamo ai fenomeni meteorologici estremi, pensiamo a quello che può accadere a Venezia. Le dighe del Mose ci salvano dall'acqua alta di adesso, ma se si alza il livello del mare tutto diventa più difficile. Ma ci sono altre sfide altrettanto insidiose: cambiano i climi, cambia la piovosità, c'è la siccità, e anche il vino, non solo il Prosecco, avrà dei problemi. Si sposteranno in alto, verso luoghi più freddi, i centri di produzione, quindi lì si può rispondere a questo, da un lato combattendo i cambiamenti climatici, e dall'altro con la ricerca. Bisognerà cercare vitigni glera che sono in grado di resistere a temperature diverse, di usare meno pesticidi, di usare meno acqua. Insomma, è una sfida bella che è difficile, che si può affrontare se c'è orgoglio, se c'è coscienza della propria forza, delle proprie radici, se l'Italia fa l'Italia. 60 anni di consorzio DOCG, se non avessimo i viticoltori forse non avremmo neanche il patrimonio dell'UNESCO che abbiamo oggi. Sì, assolutamente, lo diciamo sempre, noi ringraziamo la presenza dei viticoltori che nei fatti ci hanno dato queste colline e che le manutengono, che è l'altra cosa fondamentale per mantenerle e darle alle prossime generazioni. Sicuramente tanta buona volontà da parte appunto di pionieri che hanno capito le potenzialità di questo territorio e hanno investito appunto quest'area con la vite, col glera, e quindi l'hanno fatto diventare poi un ambasciatore del Veneto nel mondo. Questo veramente ci deve far sentire orgogliosi. Senza il consorzio della DOCG sicuramente, e ovviamente anche la regione, ma non ci saremmo oggi, quindi hanno creduto in questo progetto sin dall'inizio, quindi tanti anni fa, nel 2008, pertanto assolutamente, e la collaborazione sarà sempre più stretta, perché nei fatti la sinergia è fondamentale proprio per valorizzare da un lato le colline e dall'altro il prodotto.